prende velocità il mezzo meccanico con Rodin che fa partenza, vuole correre davanti, l'allievo di Gocciadoro e sfila al comando con Rodin che ha assunto deciso il comando delle operazioni. Renil Cam non lo perde di vista, Rissa del Pri che si sistema lungo i birilli in terza numero posizione, 2 squalificato 14,3 con Renil Cam che ora va a chiedere strada e la ottiene nei confronti di Rodin. Finisce a tabellone il controfavorito di Royal Calf che ha sbagliato nelle fasi delle operazioni. Il passaggio ai primi 400 metri del 28,6 continua Vincenzo Luonco con il suo Renil Cam a seguire Rodin. Ora c'è la mossa decisa di Radio Freccia Fi che avanza all'esterno. 5-3 da parte di Radio Freccia che scavalca Renil Cam e si sistema al comando all'attacco della penultima piegata, terza posizione sempre per nel frattempo il numero 4 di Rodin. Il passaggio a metà corsa in 1 minuto e qualche spicciolo da parte del leader, si viaggia da 1:15,5 con Radio Freccia che ha messo il turbo, continua a menare la danza, acquisisce qualche lunghezza di vantaggio. Radio Freccia va a rifinire il chilometro in 1:15,2, 14,7 di frazione con Renil Cam sempre in seconda posizione a precedere Rodin, Rissa del Pri e poi Rasputin Fond con Radio Freccia che sembra fare corsa per proprio conto con il passaggio ai 3/4 in 1:29,8. Ora c'è la mossa di Rodin che va a scavalcare un esausto Renil Cam, ma Radio Freccia controlla agevolmente per il momento la situazione, affronta in vantaggio, addirittura si lancia al suo inseguimento Rodin che però lo vuole andare a prendere o perlomeno tenta di farlo, ma Radio Freccia controlla come e quanto vuole la situazione, va a vincere da chiaro e nettissimo favorito Radio Freccia Free, Lucio Becchetti, Rodin e per la terza Rissa del Pri precede Rasputin Fond, terminati nell'ordine. 1:59,8 il tempo totale da parte del vincitore, 1:14,9 il ragguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 29,1, 14,7 per la addirittura di arriva. La vittoria per Radio Freccia Free, Lucio Becchetti, Rodin al secondo e Rissa del Pri al terzo per i numeri 3, 4-1 in questa seconda corsa dall'ippodromo d'Abruzzo. Ancora il replay con la facile vittoria da chiaro e netto favorito per Radio Freccia Fi, Lucio Becchetti, 2,20 la quota al tot. La linea può tornare allo studio.